Una cornice sicuramente unica, quella delle Dolomiti patrimonio dell'umanità, un paesaggio mozzafiato, tutto coronato da un sole meraviglioso. Si sta concludendo la 17ª edizione del campionato nazionale di sci della Protezione Civile che si sta svolgendo tra Comelico e Auronzo. Una settimana di gare tra slalom gigante, snowboard, sci alpinismo e fondo. Grandissima manifestazione, grande occasione anche di promozione del nostro territorio, direi che possiamo essere molto contenti. Ho voluto che fossero organizzati qui in Veneto perché era doveroso per due motivi. Il primo, perché questi territori sono stati colpiti poco più di un anno fa dall'uragano Vaia, e ci avevano aiutato non solo i volontari del Veneto ma anche volontari di altre regioni d'Italia, quindi era doveroso. E poi perché so quanto importante sia tutto il mondo del volontariato della protezione civile e quanto il Presidente Zaia e la Regione tengano a questo mondo. Una settimana all'insegna della competizione, ma ricca che di eventi, di iniziative e momenti conviviali. Non solo, ma questa manifestazione è stata importante anche per far conoscere ancor più e meglio il Comelico e l'Ansiei, due splendide vallate del Bellunese. Gli uomini e le donne della protezione civile si sono sfidati giorno dopo giorno nelle varie discipline, uniti da un unico valore, quello della solidarietà.